Buonasera, bentrovati a tutti in questa quinta puntata della nona edizione Cantanola Gigli di Noi Radio. Buonasera da Giorgio Napolitano e da Lello De Lucia. Ma naturalmente questa sera abbiamo un ospite d'eccezione allo studio 1 di Cantanola direttamente. Antonio D'Ascoli, rappresentante del Gramas, comunità delle rete delle grandi macchine a spalle, patrimonio UNESCO. Vogliamo mettere prima la sigla di San Paolino, Giorgio? Facciamo prima la presentazione, dai. Va bene, allora diamo prima il microfono a Antonio D'Ascoli. Beh, innanzitutto è un grande piacere essere con voi stavolta in presenza per poter confrontarci sulle ultime notizie che riguardano la festa. Ormai Giorgio, Lello, siamo davvero agli sgoccioli, manca davvero poco. In città la costruzione dei gigli è ormai avanzata, già qualche giglio è completato, le alzate delle borde continuano, quindi chiaramente fremono anche i preparativi sul piano dell'organizzazione, dell'ordine pubblico e degli intenti per ovviamente avere una festa quanto più sicura e fruibile possibile e cercare di superare le criticità che sono manifestate lo scorso anno. Ma da qui a poco penso che ne possiamo parlare, perché questa mattina si è svolto per la prima volta, ragazzi, pensate, il comitato della sicurezza e dell'ordine pubblico si è svolto direttamente in città e non nella sede della prefettura, con il prefetto di Bari che è stato presente qui a Nola. Allora, benissimo, prima di entrare nel clou della puntata di questa quarta puntata, andiamo prima a dire i thank you di Cantanola 2026. Allora abbiamo Carmine Napolitano, fotografo Nola in Napoli, Minichini Meeting Eventi a Castel di Cicala a Nola, Tutto Ufficio Buffetti a Nola, Citroen Iannicello a Nola, Tenuta la Marca Eventi a Saviano, Bar Pasticceria Minichini a Nola, Gruppo Vecchione Home a Nola, Gioielleria d'Amore a Nola, Pacchiet Ristorante e Pizzeria a Dovicella, Falegnameria Talese Nola, La Gatta Abbigliamento Brusciano, Pizzeria Gastone Cimitile, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, Gioielleria a Cerno, Antica Fioreria De Filippis a Nola, Neon Carm in località Pizzone a Nola, Ecaep Mod, Sartorie Marinare, Lulu Parfum e infine Cantanola Show. Allora, a questo punto io direi subito di mandare le nuove canzoni in gara, Giorgio, così dopo entriamo subito nel clima. Ricordiamo un attimo l'ospite che avremo tra poco. Telefonicamente raggiungeremo il presidente della Fondazione Festa di Gigli, dottor Ruggiero, quindi a tale occasione vi invitiamo, anche se avete delle domande da porre, ci mandate dei messaggi sulla diretta oppure anche dei WhatsApp. Ricordiamo il numero, Rello, qual è? 328 374 6437. Quindi potete l'abbiamo scritto anche nei commenti eventualmente, quindi potete fare liberamente le vostre domande. Allora andiamo subito ad elencare le nuove canzoni in gara. Dopo Antonio lo puoi tirare anche tu, poi facciamo un piccolo riepilogo di queste nuove canzoni, che sono Ortolano 1972, Fiesta di Peppe Carosone, Salomele 1984, A più bella del Rosa di Enzo Parisi, Bettoliere 1973, Pacchieri di Tonino Di Maiolo, Panettiere 1984, Nata canzone di Tino Simonetti, Barca 1980, A Barca dei Sun di Tonino Giuliano, Beccaio 1983, Aculani San Paolina di Carmine Parisi, Calzolaio 1980 e Tornatore Domenico Rufino, Fabbro 1978, Preghiere una sposa di Mimmo Marotta,
e infine Sarto 1984, a festa paesa di Raffaele Caccavale. Allora andiamo prima a ascoltarci queste 9 canzoni, poi facciamo votare Antonio e poi entriamo nel clou della trasmissione, poi con la diretta col presidente della fondazione. Ortolano 1972, Fiesta, Peppe Calosone. Salomire 1984, al più bello del rock, Enzo Palissi. Al più bello del rock, certamente sei tu, a giocare di sfondo, festa mia così, tu sei la regala spino d'oro, tu sei più di stata primavera. Tu sei amore, tu sei ottana, tu sei pace, madre e mamma. Pettoliere 1973, sì, Tonino Di Maio. Lontana una fucile in un baglione, ma la disperso poi, a tempo di passione, tempo sulla chiamata, la tenganza non c'è tutto. Panettiere 1994, Nata canzone, Tino Simonetti. Sta festa così bello come nato, sti cuore la so sempre innamorata, a tanto di reposa di perché, so chi sti giura, eternamente a gioia di domani, non morrà, nessuno possa sapere, che sia risposta mica non a te. Barca 1980, Marche dei Suon, Tonino Giuliano. Beccaio 1983, la collana di San Paolini, Carmine Parisi. Questa città mi parlano brillante come il gioielliere, mi si sposta per qualificare, ma di sta padrina, fra tanta pizzerare, si trova da pullare, una vera rarità, sono un uomo solitario, gli unici carare, ricciato qua passione, dov'amo non ha, qua perro, qua diamante, smeralda, qua marina, qua cielo, qua pomare, se ci resta pietà. Tarzolaio 1980, Tornatore, Domenico Rufino. Switching the solo sai
fino a stazione, un abbraccio e un sospiro, tanta felicità. Fabbro 1978, Preghiera in sposa, Mimo Marotta. E guarda la fidanza, come tempo di cadere la cucina. Si figlia donna, madre che non torna, tu solo studiamo qua. Viene a male la vaghetta sto pugnata, la madre la pittovare e con dolore. Se non so degni di fare la ballata, posti creare una mega conducenda, la prega con gli sposi e con la mamma, fammi sta grazia dopo di tornare, giugno quando parla la Sicilia, tu giura pure una bella ballata. Sarto 1984, e festa paesana, a Fele Caccavalli. Io sono questo pensiero, ma che ci parla così, la fatta blu, per questo cuore che mi fa morire, morire d'amore, se da stai con mia madre, campa d'amore, quando di quello che dolce a mia faccia. Abbiamo ascoltato così le 9 canzoni in gara, ricordiamoci ancora una settimana per votare, basta inviare un messaggio in direct appunto sulle nostre pagine, oppure potete anche inviare una mail a cantanola@gmail.com. Ne approfitto per ricordarvi e per salutare Antonino Cassese, portale 80035, che appunto ci dà l'opportunità di trasmettere anche sulla sua pagina in diretta. Allora Antonio, a te la votazione. Sì. Beh, devo dire tutte canzoni molto belle, non per essere diplomatico, ma diciamo ascoltandola qui insieme a voi, nata canzone, Panettiere 94, adesso non ricordo io l'autore, se era Salvatore Esposito Pipariello, adesso non voglio sbagliare, ma insomma quegli anni sono stati straordinari, no? Perché gli anni 90, almeno per me, sono stati anni di grandi canzoni molto particolari, anche ritmate. Esatto, questa è un'altra canzone, però devo dire anche si andava con quei ritmi spagnoleggianti, quindi cominciava un po' a cambiare, un sound però diverso, anche i temi, no? Canzoni ispirate all'amore, diverso per esempio da una Preghiera in sposa, no? Con Mimmo Marotta, sì, anni 70, però anche quelle sono canzoni piene di fascino, oppure Ai più belle del rosa, ma se proprio devo puntare, ecco, sono tutte belle, riguardano poi anche uno squarcio della nostra comunità, del nostro modo di vedere la festa, come cambia, no? Ecco, dovremmo recuperare un po' di poeticità che talvolta manca, anche se anche negli anni 2000, ecco, non sono mancate le belle canzoni, però tendenzialmente spesso le canzoni degli ultimi anni sono canzoni che esaltano soprattutto la paranza e sono anche poco spendibili nella promozione della festa e magari da un anno all'altro non si ricordano. Va bene, a breve ovviamente ci dobbiamo poi collegare con il nostro presidente della fondazione, però forse c'è un jack diverso, rettangolare. Ah, ok. Sì. Infatti questo lo fa. Allora, Giorgio, qualche news mentre si mette in collegamento con il presidente, se Giorgio ci vuole aggiornare un pochettino. Sì, allora ricordiamo, a proposito ci ha detto prima Antonio in esclusiva che peraltro dopo ci renderà noto questo comunicato, che c'è stato l'incontro tra il prefetto dottor Di Bari al comune di Nola insieme agli esponenti delle forze dell'ordine e hanno incontrato i capi Paranza proprio in prospettiva della ballata
del 28 giugno, perché quest'anno si intende applicare delle norme più severe. Ci dovrebbe essere, naturalmente dovrebbe seguire un'ordinanza da parte del sindaco, e dove l'orario massimo è stato stabilito alle 6 di mattina, quindi oltre tale orario poi con questo comunicato ci diranno cosa succederà, quindi potrebbe essere appunto in modo coatto potrebbe essere interrotta la festa dei Gigli, proprio per evitare lo scempio che c'è stato lo scorso anno alle 2:10. Quindi questa è l'ultima novità. Un'altra novità è quella che ieri, avete potuto seguire anche sulla nostra diretta, c'è stata appunto l'apertura delle buste per quanto riguarda i maestri di festa del 2027. Ricordiamo che è stata l'apertura delle buste e non l'assegnazione, che avverrà alla mezzanotte tra il 28 e il 29 giugno. Quindi ci sono, non leggiamo tutti i nomi, ma abbiamo come proposte 11 domande sull'ortolano, ne abbiamo 2 sul salumiere, ne abbiamo 3 sul bettoliere, 4 sul panettiere, 3 sulla barca, 4 domande sul beccaio, 3 sul calzolaio, 3 sul fabbro e 2 sul sarto. Quindi poi scopriremo chi saranno i nuovi maestri di festa del 2027. Questo lo scopriremo, ricordiamo, alla mezzanotte tra il 28 e il 29 giugno. Bene, qualche altra novità? Naturalmente prosegue inesorabile per le strade di Nola, l'alzata delle borde e il contestuale costruzione dei gigli. Oggi hanno sicuramente ultimato, sono stato stamattina a vedere, però l'avrebbero ultimato sicuramente anche il bettoliere oltre al sarto, quindi già sono 2 i gigli costruiti, e man mano adesso anche durante la settimana prossima si avvierà appunto a quella che sarà proprio la ultimazione. Ricordiamo anche che l'alzata per quanto riguarda i gigli spogliati sarà tra la domenica 19 e 20, se non sbaglio, 20 e 21, tra sabato 20 e 21 ci sarà l'alzata dei gigli spogliati, e ci avviciniamo sempre di più. Bene, allora stiamo cercando di contattare il presidente della Fondazione Festa dei Gigli, dove appunto cercheremo, se avete anche voi da porre qualche domanda, scriveteci pure, abbiamo l'occasione di parlare in diretta con il presidente e farci aggiornare. Siamo ormai in un giugno nolano inoltrato. Presidente, buonasera, e vi ringraziamo intanto della partecipazione, vi ringraziamo tantissimo. Buonasera a voi tutti, grazie. Bene, Presidente, allora naturalmente non vogliamo fare domande scottanti, lo so che siete preparati a tutto, però è tutto. Peraltro quest'anno mi complimento perché la Fondazione Festa dei Gigli sta comunicando in un modo davvero ineccepibile sui social, punto per punto della festa, quindi è una comunicazione che aiuta sicuramente a evitare che si diffondano le fake news, questo soprattutto. Quindi avere una informazione ufficiale e chiara aiuta molto, alla comprensione di tutta la macchina organizzativa che c'è alle spalle. Allora, se vogliamo partire, oggi c'è stato questo incontro già con... Però lasciamo le domande intanto ad Antonio, mi sembra, perché... Scusa Antonio, scusa Giorgio, però perlomeno presentiamoci chi siamo. Allora, lui presidente Giorgio Napolitano, quello che hai parlato prima, io sono Lello De Lucia, c'è qua nei nostri studi Antonio D'Ascoli, questa è una radio web, si chiama Cantanola, Gigli di Nola in radio, tutto dedicato alla festa dei Gigli di Nola. Allora, via Antonio con qualche domanda. Allora Presidente, mi girano a me l'onere e l'onore di farti qualche domanda, però... È sempre un piacere, Antonio, dimmi. Sì, allora, tanto sono temi sui quali ci confrontiamo ormai periodicamente e sempre più spesso per i prossimi giorni. Allora, partiamo dalla stretta attualità. Questa mattina c'è stato un importante comitato dell'ordine pubblico, tra l'altro per la prima volta che si è svolto a Nola. Intorno a un tavolo ovviamente le istituzioni, presieduto dal prefetto di Bari, e i rappresentanti anche delle paranze. Insomma, che cosa si è tirato fuori, che cosa è accaduto, e sul web c'è stata, se vogliamo rispondere
anche qualche polemica perché in questo tavolo non sono stati compresi i maestri di festa. Cosa rispondiamo? Così diamo anche qualche chiarimento e qualche informazione in coda alla giornata. Prego, Presidente. Allora, partiamo dal presupposto che questa è un'iniziativa che in modo del tutto secretata è partita dal sindaco d'intesa con la fondazione all'epoca in cui era commissariata, perché in sostanza noi ci siamo concentrati soprattutto nel raggiungere due obiettivi importanti. Il primo, far sì che la festa riesca a ritornare in dei canoni di tempo accettabili, e ci dobbiamo provare, ci dovevamo provare. Non diciamo di far sì che la festa ritorni a quando il giro del Salto, il giro della proporzione del Salto entrava in piazza alle 12 e io mi ricordo benissimo, alla luce anche della mia età, purtroppo non più verde. Poi e anche l'altro obiettivo di evitare possibili contenziosi, e la nostra attività è stata indirizzata soprattutto in questa direzione. Quindi questo comitato, che oggi in via del tutto eccezionale, anziché riunirsi a Napoli, si è riunito nell'ufficio del sindaco, tendeva proprio a continuare a dare un viatico a quell'iniziativa affinché si stabilissero esattamente i tempi della processione di domenica pomeriggio. E infatti c'è stato il prefetto, unitamente al sindaco e alle massime autorità cariche militari, e non solo, ma anche governative, della Procura anche della Repubblica, che praticamente hanno definito 8-9 di loro esattamente quali erano le modalità che si dovevano perseguire. Una volta stabilito questo, hanno convocato alla presenza delle paranze, hanno riferito loro in modo sintetico esattamente i tempi, anche alla luce dell'allegato al regolamento che da anni e decenni prevede i tempi di entrata e di uscita nei punti cruciali lungo la processione dei gigli. E quindi è stato, non dico imposto, sembra una parola un po' forte, forzata, ma è stato detto in modo, diciamo, grazioso, affettuoso, che la festa deve finire entro le 5:30 del mattino successivo alla domenica. Questa è un po' stata la conclusione. C'era qualcuno che proponeva un orario più ampio, ma a fronte del quale in modo garbato il prefetto ha detto no, facciamo così come dico io, alle 5:30, così siamo tutti contenti. Ora speriamo che questo si riesca a raggiungere con un presidio anche della forza pubblica, dei commissari di percorso, affinché tutto quello, ma soprattutto confidiamo nel buon senso soprattutto delle persone, perché noi sappiamo bene che noi possiamo stabilire 1000 regole oggi, ma se non cambiamo la testa noi tutti insieme, perché purtroppo questi risultati si conseguono solo grazie alla condivisione di una visione comune, di tutte le maestranze condivise, noi non andremo mai da nessuna parte, e noi questo ce lo vogliamo curare. Circa poi la polemica riguardo che qualcuno, io tra l'altro, io non sono presente assolutamente sui social, ho solo WhatsApp che uso per la famiglia, per il lavoro e gli amici. Che qualche amico mi riporta, grazie a oggi perché ha fatto che rivesto questa carica, l'onore di rivestire anche l'onere della carica di presidente prima di commissario, mi riporta all'attenzione. Devo dire la verità, ognuno è legittimo, può dire quello che vuole, però ritengo che il prefetto, poiché è una riunione che si doveva svolgere a Napoli e lui ci ha fatto l'onore di spostarsi lui e venire da noi, ha scelto, e ritengo giustamente, questa è la giustificazione che bisogna dare, esattamente chi dovevano essere le persone e soprattutto le maestranze presenti per avere una via diretta di comunicazione per il problema che bisognava affrontare e soprattutto per la soluzione che bisognava dare. E quindi le paranze, sappiamo benissimo, io da Nolano, e come anche te Antonio, che praticamente sono oggi al caso anche di questa inversione di ruoli in cui il maestro di festa ha perso sempre più presenza, ha perso sempre più il ruolo predominante nell'ambito della festa dei gigli,
appunto tale da invertire in sostanza l'importanza delle maestranze che hanno finito con rivestire questo ruolo determinante ai fini della decisione di quando deve finire la festa. Chiaramente lui è voluto essere direttamente a dire: guardate, o si fa così o si fa così, non ci sono alternative. E quindi io condivido, perché è il prefetto che è scelto, non è un'iniziativa, non è una convocazione né una riunione, questa è stata una riunione sull'ordine e la sicurezza pubblica che di solito il prefetto organizza direttamente in prefettura, che oggi appare organizzato a Nola, e ha ritenuto che fossero presenti le persone che erano presenti. Nulla di personale, nulla contro i maestri di festa, ci mancherebbe, anzi. Noi per tutto l'anno, da quando io almeno ho rivestito la carica di commissario, abbiamo fatto proseliti continui affinché il maestro di festa recuperasse il ruolo determinante e centrale che deve avere nella festa dei Gigli. E anche le modifiche regolamentari che noi abbiamo apportato guardano a questo obiettivo, sperando che negli anni a seguire, purtroppo io sono entrato, come si dice, in gioco a partire in corso. Pertanto sono stato costretto a risolvere una miriade di problemi, quindi prioritari, più o meno prioritari, e quindi non c'è stato il tempo per una vera e propria programmazione, ma nonostante tutto risultati importanti sono stati conseguiti, e fra i quali anche quello di coinvolgere i maestri di festa in una forma mentis, una visione che tenda a recuperare nel tempo, nel futuro, il ruolo che la storia ha consegnato loro unicamente alla festa dei Gigli. Quindi chi sostiene che ci sia stata una mancanza verso questo, è un'opinione che assolutamente non condivido in modo forte. Sì, diciamo Presidente che questa riunione, che riguardava strettamente la vicenda del percorso e degli orari, come dire, l'interlocutore lo si è voluto fare direttamente con chi poi è addetto al trasporto, quindi in questo caso le Paranze. Diciamo Antonio, scusami se ti interrompo, tu sai bene che oggi è così, oggi purtroppo è così, perché oggi non si parla più dei maestri di festa, si parla chi ha preso il giglio del calzolaio a chi, quale Paranza, si parla mai più dei maestri di festa. Cioè, se io faccio il giglio e voglio fare il maestro di festa, vengo messo sempre in seconda luce, in secondo piano rispetto alla Paranza, che diventa sempre più forte e predominante. La Paranza deve avere un ruolo importantissimo, ma come maestranza, che ha un suo compito e il suo ruolo così come tutti gli altri. Il rispetto dei ruoli è determinante per il recupero dell'identità della festa dei Gigli, che oggi purtroppo ha smarrito. Presidente, mi pare di aver capito, e andiamo ad un altro nodo importante, perché ecco, attraverso la tua viva voce si possono anche risolvere dubbi, incertezze, perplessità, in modo tale, io dico sempre, che quando c'è una buona informazione arriviamo all'evento che è anche concitato con animo sereno. E allora, per riportare serenità, diciamo anche una parola definitiva anche su un altro tema. Nel comunicato che è stato diramato, mi pare che il prefetto di Bari, insomma, un po' un bastone, un po' carota, insomma, è stato fermo su alcuni aspetti, in particolare l'orario, ma ha rinnovato una collaborazione con tutti gli interlocutori. In questo rinnovo possiamo intendere che le sanzioni date dal tuo predecessore, no, il commissario Esposito, debbano a questo punto, alla vigilia della festa, essere ritenute superate. Come la poniamo questa vicenda? Ho capito, Antonio, questo è un altro argomento che io ho sul tavolo, ma da mesi, ed è uno di tanti argomenti, temi che ho trovato, che ho affrontato anche di comune accordo, perché essendo un organo monocratico di comune accordo anche col sindaco per valutare una sua condivisione, non presiedendo io un CDA come adesso. Antonio, credi, mi metti in difficoltà perché io la soluzione l'ho trovata da mesi, però io dimmi, sento un rumore, hai detto qualcosa? No, assolutamente, puoi allora, è una soluzione che avevo già valutato da mesi sulla soluzione di questo problema. Io sicuramente ti posso anticipare questo, perché io non amo
ufficiosamente dire cose che poi ufficialmente, proprio per il rispetto della comunicazione, perché vedi, molti equivoci si creano proprio perché nessuno aspetta una comunicazione ufficiale da parte di chi deve emetterla, e quindi c'è molta speculazione, c'è molta libera interpretazione, e quasi sempre distorta e sbagliata. Ecco il motivo per cui io non voglio essere, perché io sono un istintivo, non voglio avere reazioni, diciamo, emotive che mi portano poi oltre i limiti. Pertanto io ti posso dire una cosa, che questo argomento è stato affrontato e anche risolto per un fatto tecnico. Io non ho voluto già emettere, quando ero commissario, un provvedimento che andasse a dirimere, a definire questa situazione, però ti posso anticipare solo questo per il rispetto della comunicazione e anche per la trasparenza, e per non anticipare ufficiosamente cose che sicuramente domani o dopodomani verranno dette. Noi abbiamo intenzione, io come primo commissario, anche d'accordo col sindaco, e anche ne ho parlato con il nuovo CDA, di tracciare una linea per terra, dove dire, vabbè, fino ad oggi è stato questo, abbiamo cercato di risolvere, di dirimere un po' i problemi che ci siamo ritrovati sul tavolo, ma da domani noi non guarderemo più in faccia a nessuno. Pertanto noi confidiamo molto nel buonsenso di tutti, e tutte le problematiche che ci sono, che abbiamo trovato, con cui ci siamo ritrovate, intendiamo definirle in modo, in modo positivo, e soprattutto attraverso una soluzione che vada a favore della collettività. Ricordati un po' questo concetto che ho voluto esprimere, che forse detto in questo modo esce poco interpretabile, però noi sicuramente noi vogliamo utilizzare queste sanzioni a beneficio della collettività per per realizzare qualcosa, per riqualificare qualcosa che va fatto per la città. Non farmi dire altro, perché non vorrei mancare, soprattutto adesso che è un organo collegiale, al CDA che presiedo. Quindi in sostanza a breve avremo delle notizie puntuali, precise anche su assolutamente, questo aspetto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ovviamente è stato nominato da pochi giorni. Scusami, vedi, io sono stata una persona che durante questi mesi non ho mai rifiutato di rispondere a nessuno. Sì, è vero. E la cosa che mi dispiace è che sento dire, ascolto, mi riportano, poi leggo cose, quando io poi queste persone che scrivono o dicono potrebbero chiamarmi, vedi come fai tu adesso, come hai sempre fatto ovviamente, e chiedere direttamente alla fonte eventuali chiarimenti, notizie, ma invece mi accorgo che esattamente c'è una speculazione, una strumentalizzazione, ma propria, che non tiene conto della verità dei fatti. Se uno non la conosce, non studia, perché bisogna sempre studiare prima di parlare, non bisogna parlare a sproposito di temi che poi non si conoscono, perché io almeno il buon senso che a volte le migliori parole sono quelle che non si dicono nella vita, soprattutto su argomenti sui quali uno non è sufficientemente informato. Può rivolgersi al sottoscritto, e io tutto quello che posso dire l'ho sempre detto in 8-9 mesi di attività, e quindi io quello che voglio dire, invito coloro i quali volessero essere informati a andare direttamente alla fonte senza andare a strumentalizzare, perché non ho capito anche come la città di Nola pare che sia sempre molto più propensa ad ascoltare voci, quello che si scrive, sapendo che non hanno fonti attendibili e che non sono notizie certe, anziché conoscere la verità. Allora io perciò approfitto di questa occasione per invitare chiunque, noi siamo, anche per il nuovo corso che ci vogliamo dare, siamo trasparenti, e quello che possiamo dire non lo diremo direttamente, non c'è bisogno di inventarsi parole o cose
che poi non hanno nessun riscontro nella realtà dei fatti. Io questo voglio dire, c'è una strumentalizzazione incredibile. Assolutamente, io condivido pienamente, io per forma mentis ho sempre agito così ed è così che bisogna fare, evitando, come dire, di avvelenare, no, il clima e tra l'altro mettendo in circolo anche notizie tendenziose e non corrette. Poi non capisco perché non si vada anche, come dire, direttamente all'interlocutore, alla fonte, che in questo caso sei tu, il CDA, sei tu soprattutto, che non ti sei mai sottratto anche a temi che possono apparire scottanti. Pochissime altre battute, approfittiamo della tua pazienza proprio per fare chiarezza. Sulle verità uno si può confrontare, sulle falsità non si può essere confronto. Assolutamente. Da qualche giorno è stato nominato il nuovo CDA, quindi inizia ufficialmente questo percorso, nuovi compagni di viaggio che ti ritrovi in questa avventura, insomma, sia per quanto riguarda la nomina, chiaramente di nomina comunale, e anche gli altri colleghi di nomina curiale. Ecco, avete avuto modo di già vedervi o sentirvi in maniera, come dire, collegiale, insomma, qual è il punto della situazione non solo della costituzione della fondazione, che è già costituita, ma insomma della messa a regime della fondazione, del nuovo corso della fondazione. Sì, allora Antonio, noi, considerato il brevissimo tempo, 48 ore, in 48 ore abbiamo fatto tanto. Allora abbiamo fatto un verbale di nomina del nuovo CDA, si è insediato il giorno dopo il nuovo CDA, abbiamo preparato e stilato un piano strategico di recupero molto dettagliato e soprattutto nominato anche ufficiosamente e a breve, unitamente a quel problema delle sanzioni, saranno anche pubblici anche i nomi dei componenti delle varie commissioni della cultura, disciplina, assegnazione, il comitato tecnico-scientifico, che riteniamo anche per dare un segno forte che la CDA appena nominato nomina anche le commissioni con persone con profili e professionalità di ottimo profilo, di alto profilo, e soprattutto noi adesso in questo momento siamo presi anche dalla istruttoria delle nuove domande per l'evento 2027. Io solo da stamattina con alcuni componenti del Consiglio sono stato tutta la giornata fino alle 7:15 a fascicolare e mettere insieme esattamente e correttamente le 35 domande pervenute per chiedere la documentazione necessaria per poterle verificare e quindi per poterle istruire. Quindi abbiamo già azzerato questo, già sono partite le richieste per le documentazioni da acquisire e quindi se domani riusciamo ad averle, noi anche sabato di domenica abbiamo proposto di poterci cominciare a vedere, a riunire per esaminarle. Ciò nonostante, quindi tutto a tamburo battente, tutto con una sorta di celerità, ma anche di competenza e anche di buona volontà, perché è questo che non deve mancare, oltre alla competenza che è necessaria. E quello che volevo dire, poi ci siamo anche prefissati, soprattutto con la Commissione Cultura, di partire con un processo di educazione e di riportare, e quindi con un processo di educazione, soprattutto partendo dalle scuole, anche dalle scuole primarie, attraverso chi presiederà la Commissione Cultura, che è una persona di alto profilo a Nola, che sicuramente ha fatto la storia a Nola per quanto riguarda l'insegnamento, per quanto riguarda il giornalismo, per quanto riguarda i libri che ha scritto, e quindi unitamente al supporto dell'amministrazione e della fondazione vogliamo soprattutto partire da questo discorso, per poi sviluppare tutta una serie di iniziative sul territorio, sempre di simposi di carattere culturale, perché Nola tra l'altro non deve abbracciare solo la festa Gigli, la storia di Nola, la storia che Nola ci ha consegnato è immensa, quindi parliamo anche di Giordano Bruno e soprattutto la storia del territorio, che è giusto che anche i bambini dalla più tenera età, della scuola primaria e così via,
cominci ad avere una forma di approccio e di vicinanza. Per poi proseguire tutta una serie di attività di sviluppo legate anche alle altre attività, alle altre commissioni, così come anche col Comitato Tecnico Scientifico, che sicuramente in questo frangente noi non abbiamo avuto modo di sviluppare per i tempi brevissimi, anche per le problematiche, le criticità che abbiamo dovuto affrontare per risanare economicamente e finanziariamente prima la fondazione. Ha raggiunto questo risultato chiaramente una fondazione forte e stabile dal punto di vista economico e finanziario è l'unica condizione dalla quale partire per poter poi partire anche con una forte e stabile programmazione con persone che hanno la volontà di soprattutto la competenza di volersi spendere per questo, a favore della cittadinanza, e questo a titolo del tutto gratuito. Tutto questo accade ed è accaduto nel passato anche per i mesi scorsi in cui ho rivestito la carica, senza che tutto questo potesse gravare il costo di un caffè né sul bilancio della fondazione né sul bilancio delle tasse comunali. Presidente, questa è ovviamente una bella sfida. Naturalmente prima di verificare se ci sono delle domande che vengono dal web, mi pare di capire che ovviamente i due grandi obiettivi, anzi forse tre, perché il primo è quello di aver messo nuovamente in linea di galleggiamento la fondazione, cercando di superare le questioni finanziarie pregresse. Vedremo ora l'applicazione diretta sul campo del nuovo regolamento, che ovviamente il dibattito è aperto, ma dovrebbe favorire una maggiore linearità e anche una più semplice individuazione degli assegnatari, riducendo quei margini di soggettività, di interpretazione, e quindi evitare i contenziosi. Due aspetti fondamentali, fatto riferimento ai commissari di percorso, perché chiaramente è necessario anche accompagnare la processione con una macchina organizzativa importante, cioè il nodo del famoso Rotrase Iesce, e quindi alcuni aspetti anche della sicurezza. Abbiamo visto tutti che i G vengono costruiti più o meno in sicurezza, ci sono poi tanti aspetti legati poi alle misure, ma certamente non si può partire, questa è una programmazione, va nella programmazione, esatto, ma prima o poi dovrà essere affrontato. Ma già se si portasse a casa un azzeramento dei contenziosi subito dopo l'assegnazione, quindi anche un clima più sereno e quindi direttamente parlare di programmazione per il 2027 e un orario più accettabile, speriamo nei limiti di quello che si è detto nell'incontro di quest'oggi, già sarebbe un grande risultato. Ma non so se avete già qualcosa in mente che sia tangibile, visibile nell'organizzazione, perché talvolta questa è mancata, cioè come poter gestire poi il traffico dei G, la comunicazione da un punto all'altro della città, e soprattutto poi lo snodo del famoso Trasiesci. Io personalmente, lo sai bene, ho fatto parte come responsabile della comunicazione per quasi 10 anni della fondazione, sono un convinto sostenitore dello Trasiesci, ma ci sono anche tanti altri che non pensano che sia un utile strumento. Rispetto a tutto questo, poi ovviamente ci salutiamo perché i temi sono tantissimi. Certo. Che cosa si pensa di fare? Allora, guarda Antonio, io purtroppo su questo ultimo quesito, io da stamattina, proprio per i motivi di cui ti dicevo prima, dalle 9 fino alle 19:30, sono stato in comune, non ho avuto modo e tempo, perché volevo farlo, di interfacciarmi col sindaco per avere un resoconto riguardo concernente l'esito di questo incontro con il prefetto. Sinceramente mi interessava soprattutto questo, alla luce del quale capire il tipo di organizzazione che sarebbe stato necessario impostare per arrivare a questi obiettivi dell'orario e poi in futuro anche quello del prevenire il contenzioso, che sono le cose
prioritari immediate, fra le varie priorità, fra tutti i temi importanti, queste sono le priorità assolute. Quindi infatti domani ho appuntamento, ci siamo lasciati che alzavano la borda del panettiere davanti a casa sua, io dovevo tornare a casa per impegni familiari e non ho avuto tempo però sicuramente anche io come te, è una soluzione che organizzata bene, mentre uno passa, l'altro esce, l'altro entra, l'altro esce, indubbiamente è una soluzione che è stata praticata in passato e ha dato anche i suoi risultati. Anche altre soluzioni si sono prospettate e sono state praticate, quella di andare per via Principessa Margherita, ma quella era troppo onerosa, e anche io sarei favorevole a una cosa del genere. Però purtroppo tutto questo va un po', non può essere, ritengo, anche nel rispetto delle maestranze, eccetera, che vada un attimino concordato un po' con tutti. Sicuramente la scelta sarebbe quella, vabbè, l'autorevolezza, l'autorità impone una regola e va osservata. Però dico anche che io sono una persona che prima di partire in quarta voglio dare sempre lo spazio giusto a tutti e quindi fare un confronto e capire un po' la soluzione sulla quale tutti possiamo convergere e avere un punto comune. Sì. L'importante è poi governarla bene e che diciamo, sì, perché tu sai bene che il contesto a Nola è un po' difficile. Nel momento in cui tu vuoi imporre una tua volontà, è bene che quella volontà ci fai arrivare tutti, sì. Devi essere bravo a farli convergere tutti e quindi sei sicuro che poi alla fine possa essere rispettata. Sì. Ma se la vai a imporre la stessa regola è capace di avere un effetto contrario, sì, a quello che tu speri. Sì. Quindi noi sicuramente tendiamo ad avere sempre un confronto prima di prendere poi la decisione, e quella rappresenta l'estrema razzo, che poi di fronte a una diciamo, come dire, ostinazione a comprendere l'opportunità di scelte opportune, necessarie per migliorare la qualità di tutto, a questo punto ti devi imporre. Quindi, però sicuramente anche in questo, unitamente al tema delle sanzioni, unitamente all'altro argomento che tu dici, questo sarà anche oggetto di un comunicato laddove noi valuteremo questa possibilità. Però adesso non riesco a esserne certo per darti una risposta, diciamo, sì, definitiva. Questa la vedremo più avanti, e un appello che poi dobbiamo portare tutti quanti, secondo me, condividere, e anche una certa autogestione. Io dico sempre, partendo dal linguaggio che spesso purtroppo negli ultimi anni è degradato, quindi ciascuno, come dire, se già si contiene nella propria espressione, perché a volte l'entusiasmo o certi cattive abitudini acquisite negli ultimi anni restituiscono un'immagine non adeguata alla tradizione, perché la nostra festa è una festa elegante, quindi ciascuno bisogna ritornare un po' nei ranghi, perché al di là delle regole poi c'è anche il buonsenso. Le regole sono importanti, ma soprattutto il buonsenso, Antonio, perché è quello che fa la differenza. Tu puoi scrivere le regole che vuoi, lo ripeterò sempre, puoi scrivere tutte le regole che vuoi, ma se non ci sono dall'altro lato le persone disposte a cambiare la testa e quindi a comprendere la necessità che la vita va vissuta nel rispetto delle regole e di un regolamento, non si può andare da nessuna parte. È vero pure che in tutti questi anni forse la fondazione, ma in buona fede pure, per non mettersi contro, perché forse c'è stata sempre questa supponenza verso le maestranze, le paranze in modo particolare, è mancato un po' di autorevolezza evidentemente, ma cosa che per quanto mi riguarda non deve accadere, perché noi fin dal prossimo anno, ripeto, noi siamo entrati in gioco in partita in corso, ma dal prossimo anno non si può più sbagliare, ma questo non perché si vuole essere coercitivo, perché è una sconfitta morale. L'applicazione di una sanzione è una sconfitta morale al senso civico che le persone devono avere, soprattutto in un evento ultramillenario come questo, che è un patrimonio immenso, ma che evidentemente ognuno di loro vogliono capire, pensano che è una festa di compleanno, e molto spesso ho sentito no, ma io faccio il giro per divertimento. E allora di cosa dobbiamo parlare?
E quindi io mi auguro che veramente ci sia il buon San Paolino, ci metta la mano che la gente ritorni come a 50, 60 anni fa, che è l'età che ho, in sostanza, dove io ricordo che le persone solo per fede facevano il giglio, solo per fede facevano il giglio e il rispetto dei ruoli, e c'era il rispetto dei ruoli, io lo ricordo benissimo, la mano di mio padre, dei miei fratelli, di mia sorella, e io lo ricordo benissimo quando avevo 6 anni quello che accadeva, cosa che oggi è un sogno. Speriamo che pian piano questo sogno torni nuovamente realtà. Assolutamente sì, ce lo auguriamo e lavoriamo per questo, Antonio, tutti noi, anche tu e gli amici presenti con te. Sì, io attraverso iniziative del genere, perché siamo tutti uniti, abbiamo questo comune denominatore di andare nella stessa direzione. Allora, Presidente, io innanzitutto ti saluto, ovviamente cedo la parola ai miei 2 amici colleghi che sono qui con me, che ovviamente liberiamo, naturalmente magari se ci sarà la possibilità di un'altra diretta poco prima della festa, così sarà anche un modo per fare un resoconto di tutto e anche darci un buon auspicio affinché la festa si svolga nel miglior modo possibile. Poi noi ci vedremo ovviamente da vicino per condividere alcune cose per gli eventi che ci attendono. Intanto io ti abbraccio fraternamente e passo la parola a Lello De Lucia che ti salutano. Sì, grazie. Allora, Presidente, mi scusi, allora, voci di corridoio dicono che quando all'apertura delle buste c'era tutta la documentazione, tutta bene fatta, però c'era da fare anche un bonifico di 350 euro. Lei me lo conferma questa situazione? No, allora, i richiedenti erano tenuti a versare un contributo per quanto riguarda i diritti di istruttoria pari a 300 euro. E quindi diciamo, io ho le risultanze sull'estratto conto, ma non era necessario diciamo, legare anche la copia del versamento. Chi l'ha fatto è stato un fatto in più, ma va bene uguale, così come molte altre domande contenevano anche documentazione amministrativa previdenziale che non era richiesta, ma questo non inficia assolutamente la validità e l'ammissibilità della domanda, perché noi abbiamo infatti, per evitare possibili contenziosi, invertito l'onere della prova, mentre loro prima mettevano una marea di documenti che la fondazione, non io, la fondazione chi la presiedeva doveva poi andare a valutare, a capire e muoversi, eccetera eccetera. Adesso abbiamo invertito l'onere, abbiamo detto dici tu quali sono i requisiti che è, cioè noi li andremo a verificare, quindi se qualcosa che non corrisponderà a vero andrà a incidere su quello che loro hanno dichiarato, quindi loro dovranno confutare quello che loro stessi hanno dichiarato, quindi in questo modo noi speriamo di avere sicuramente, se non del tutto ma quasi del tutto, eliminato la possibilità di questi contenziosi. Quindi chi non l'ha fatto non verrà messo fuori gioco? No, sì, perché il regolamento prevede che anche il versamento deve essere fatto sul conto corrente indicato nel bando della fondazione, e pertanto chi non l'ha effettuato automaticamente la domanda non è ammissibile. Ah, non è ammissibile quindi? Sì, quindi è fuori gioco, diciamo, è fuori dai giochi, ho capito. Bene, Presidente, io salutiamo, abbiamo approfittato tantissimo della pazienza e intanto grazie perché da Cantanora a Giglino di Radio abbiamo anche delle domande, a parte ci seguono da fuori, naturalmente l'auspicio è sempre, ve lo riassumo, è quello che ritorni finalmente una festa fruibile per tutti. Lo so che vi state impegnando, ci avete descritto in modo molto capillare, molto particolare che il vostro impegno è questo e noi ci fa solo piacere. Presidente, la salutiamo, le diamo un grosso in bocca al lupo, magari se avremo ancora possibilità di risentirci prima della festa, intanto buon lavoro. Grazie. Grazie, io ringrazio voi della cortesia e disponibilità, quando avrete desiderio io sono una persona sempre disponibile verso tutti e per quanto mi è possibile io sarò sempre contento di essere vostro ospite. Grazie, facciamo salutare anche Antonio, da parte mia una buona serata. Grazie altrettanto a voi. Presidente, una buonissima serata e ci si rivede in trincea. Assolutamente, grazie, un abbraccio a voi tutti. Grazie, un abbraccio a voi tutti in studio, grazie.
Sapevo il bionda forastiera, sta festa così bella come là, sti cuore da so sempre innamorata, a tanto di reposa di perché, so chi sti giura, eternamente a gioia di Milano, non morrà, nessuno può sapere, che sia risposta mica non a te. Allora, questa Antonio l'abbiamo dedicata a te, visto che l'avevi scelta e te l'abbiamo fatto ascoltare un po', anche se forse la parte più bella è proprio quella finale, la vuoi ascoltare? Sì, andiamo. Un po' di musica. Una carezza cara, amore bene solo può valere, e basta giri, sospira sta canzone appassionata, parola, saprezza da perché, così strani e canta insieme a te. Salutiamo anche gli amici di Barra, Tonio Lombardo di Gigli Bavesi che ci ha scritto pure, buonasera Tonio. A tutte conosciute e rispettate, molto stupide e stanno conformate, insieme ai nostri festa sciogliete e buona, l'insupera finestra sotto giro, fino a leggendo la storia e sta città, lo scrivere sti spalla Salutiamo anche Enzo Napoli che ci ha scritto da Reggio Emilia, buonasera Enzo, ti aspettiamo presto a Nola, e anche Antonio Tarantino che ci scrive che lui vive in Toscana, manca da 20 anni a Nola, e pure lui l'auspicio è quello che ritorni la festa fruibile per tutti, insomma è quello di cui abbiamo parlato con il Presidente. Comunque insomma delle domande che abbiamo, siamo stati molto... Tante domande da fare, però il tempo era tirante. Però il Presidente è molto disponibile, è stato abbastanza chiaro, e si è reso disponibile ad altri confronti. Peraltro abbiamo toccato pure dei temi spinosi, magari per chi non li ha ascoltati potrete riascoltarla poi sia di nuovo su Facebook, su YouTube, questa trasmissione, perché ha toccato dei temi che sono di dominio pubblico, no? Quello un po' sulle sanzioni, un po' quello che era l'altra domanda che hai fatto, sono molto attuali anche dell'ordine pubblico. Certo. Adesso naturalmente dobbiamo capire se ci sarà un'ordinanza, giusto? Anche scusami Giorgio, anche se io sono del parere di mettere proprio un membro della fondazione vicino a un giglio, perché dove si perdono i tempi sulle girate, allora tu ne fai 4, ne faccio 5, lui ne fa 6, allora è quello che ha detto Antonio, è stato fatto negli anni scorsi, mi ricordo pure io, mettendo un membro della fondazione, tu dici aspetta, ma che fai? Cosa devi fare? Uno, massimo 2 girate, via, per tenere il controllo. Sì, però purtroppo in quella giornata, ragazzi, sapete che gli animi sono estremamente eccitati, e quindi basta che qualcuno non si attenga alle regole, poi c'è l'effetto Dom, perché poi l'altro non si attenga. Io penso la frase migliore sia quella di Totò: siamo uomini o caporali. Esatto. Cioè, quindi voglio dire, se si dà una parola davanti a l'illustrissimo, che è una persona molto stimata, il dottor Di Bari, il prefetto di Napoli, una persona molto stimata, si dà una parola in quel caso, allora è giusto che poi tutti remino nella stessa situazione, nella stessa direzione. Allora, io su questo, brevissimo, in pochi secondi, come la penso. La prima cosa è come abbiamo detto, no? Ci vuole un'intesa, ci vuole il buon senso, e questo è un aspetto, una stretta di mano dinanzi alla massima autorità come il prefetto. Però poi le sanzioni che noi poi dobbiamo condividere, che si condivideranno, perché se la regola viene messa e poi viene trasgredita, la sanzione deve essere effettivamente applicata, altrimenti poi non si esce mai da questo circolo vizioso. E l'altra cosa è l'organizzazione, perché a volte l'organizzazione non è puntuale, perché ovviamente si arriva a ridosso dell'evento troppo in ritardo, e io quando parlo di organizzazione significa commissari di percorso formati, perché molto spesso non sono nemmeno di Nola, non conoscono il percorso, come si articola, quali sono le variabili,
dotati di radioline, perché la comunicazione, anche questo non ce lo dimentichiamo, è molto difficile comunicare tra un giglio ed un altro. I cellulari non prendono e se io sono una frequenza, esattamente, e io sono profondamente, perché ho anche io in passato fatto diverse riunioni con il commissario di polizia eccetera negli anni precedenti. Il Traseesce può essere, è una mia idea personale, ma può essere, se fatto bene, un elemento importante, perché quando si chiede all'ortolano addirittura a volte di uscire alle 15:30 o comunque alle 16, attraversa la città in solitudine, no? Arriva intorno alle 19:30 più o meno lì a via Tanzillo. Ragazzi, ma perché deve stare tutte quelle ore ad attendere? No, assolutamente, bisogna dare subito, però come si deve organizzare? Radioline, commissari di percorso, non è che il maestro di festa si deve autogestire con l'altro maestro di festa che potrebbe essere il beccario. No, si deve sapere che c'è una piccola sosta tecnica, ma poi l'ortolano deve riprendere subito il proprio cammino, fare quel pezzetto di via San Felice, portarsi subito in via San Paolino. Lì può fare una sosta più lunga e poi creare quell'alternanza fatta con bandiere, con dei speaker sui balconi, insomma tutto quello che diventa molto chiaro, inequivoco, dove non nascono, come dire, particolari situazioni di autogestione. L'autorità decide che c'è il Traseesce e portare almeno 2-3 gigli ad un certo orario, alle 8:30, alle 9, già in via San Paolino, ottenendo anche un allungamento, no, del flusso delle persone. Anche questa, la sicurezza ne va di giovamento, perché una cosa è tenere un imbuto lì a Santa Maria la Nova, un'altra cosa è allungare già la festa verso via San Paolino, e se già l'ortolano è intorno alle 9 già a via San Paolino a seguire anche il saloniere. Ragazzi, ma è possibile mai che poi l'ortolano non esca almeno a mezzanotte da Vico Piciocchi? Però per fare questo c'è bisogno di collaborazione, ma anche di commissari di percorso, di una regia, coordinamento, esattamente, sì. Perché altrimenti non si ottiene, c'è il caos, poi spostarsi da un punto all'altro eccetera non è semplice, quindi avere una regia, una strategia studiata a tavolino e applicata sul campo è chiaro che può aumentare. Se la lasciamo sempre anarchica, allora ognuno fa per te stesso. Esattamente, se poi devo regolarmi direttamente con il microfono, e allora fammi passare, e dall'altro risponde in questo modo, la confusione eccetera, si rischia poi di creare anche dei disastri o degli incidenti sfiorati anche negli anni precedenti. Quindi poi qualunque soluzione può andare bene, l'importante è che sia programmata e che sia anche diciamo messa a punto bene, non si vada all'evento, soprattutto per quanto riguarda la gestione del percorso, impreparati, perché soltanto così possiamo aumentare diciamo la possibilità che la processione abbia una certa fruibilità. Antonio, io sono sempre del parere di mettere una persona della fondazione e 4 uomini in divisa, anche 4 uomini in divisa, perché quando ci sono gli uomini in divisa fanno la loro parte, quindi le persone ci pensano 2 volte sopra, quindi è importante questo fatto. Allora, intanto è una cosa interessante. Intanto continuano a scriverci amici, allora salutiamo intanto anche, abbiamo detto Antonio Tarantino, Valentino, Carmine Rocco. Poi in verità questa è una domanda che ci fa Massimo De Angelis. Antonio, questa te la chiedo a te, non è una cosa di cui non ho mai sentito. Ci scrive Massimo De Angelis: buonasera, saluti da Lugano. Intanto ti salutiamo Massimo. Appassionato della festa eterna in devozione a Santo Paolino, volevo porvi un quesito. Perché nelle celebrazioni religiose ricorrenti non viene portata alla luce che San Paolino si asteneva nel cibarsi delle creature di Dio, ovvero era vegetariano? Questo non l'ho mai sentito, dico la verità, non è nuova. Probabilmente di qualche lettera, non so qual è la fonte, certamente questo è un aspetto che, ecco, anche qui dovremmo fare, spero che poi con il nuovo corso della fondazione, perché poi tutti questi temi che il Presidente ci ha esposto, sono anche dei progetti che stanno nel cassetto della fondazione anche da tempo, no? Perché fare le commissioni
è un progetto che viene da lontano. Fare una commissione o un approfondimento sulla figura bella, emblematica, ricca di spunti su San Paolino tutto l'anno è un altro aspetto che è da approfondire, perché molto spesso, come dire, a parte la storia della vedova, insomma, su San Paolino, che ha scritto lettere, che ha avuto rapporti epistolari con Sant'Agostino, con San Girolamo, è un raffinato poeta, ci ha lasciato tanti scritti, no? I vari Carmina, e molto spesso noi di tutto questo non ne conosciamo. È anche ostico da leggere, quindi ci vorrebbe anche qualcuno che possa aiutarci a interpretare gli studi più approfonditi, ma resi sempre fruibili per tutti coloro che non hanno fatto degli studi specifici, e quindi questa sollecitazione del nostro amico di Lugano, che salutiamo, va in questa direzione, perché magari queste, come tante altre cose, tanti altri aspetti della vita, ma anche del pensiero di Paolino, noi non li conosciamo nonostante ci professiamo suoi profondi devoti. Ancora Valentino ci scrive, di cui abbiamo parlato, Valentino, molto profondamente anche col presidente della fondazione, magari potrai risentirla questa puntata. Ci poneva il tema che gli orari, appunto, non può finire la festa alle 14:30 del lunedì. Questa l'abbiamo affrontato, quindi ricordiamo, oggi c'è stato una riunione nel comune di Nola, erano presenti il prefetto di Napoli, il dottor Di Bari, era presente le maggiori cariche delle forze dell'ordine, erano presenti appunto anche il sindaco, erano presenti anche i capiparanza, dove si è stabilito che l'orario di chiusura della festa deve essere alle 5:30. Speriamo non abbiano capito le 17:30 del giorno dopo. Speriamo, io, questo è il dubbio mi viene, però è una battuta. Va bene, allora abbiamo sforato, sono 22:10. Allora vado subito a leggere. Piacere di offrirvi un bel calice di lacrima Cristi bianco, adesso in chiusura. Che buono. Allora andiamo subito dai Thank You Cantanola 2026, che sono Carmine Napolitano, fotografo Nola in Napoli, Minichini Meeting Club Eventi in via Castelcicala a Nola, tutto ufficio Buffetti in via Circonvallazione a Nola, Citroën Iannicello in via Venante 7 bis a Nola, tenuta alla Marca in via San Francesco d'Assisi a Saviano, bar Minichini in via Stella a Nola, gruppo Vecchione Om a Nola, gioielleria d'Amore in via San Felice Nola, pacchetti ristorante pizzeria Domicella, falegnameria Talese Nola, abbigliamento La Gatta via Padula a Brusciano, pizzeria Gastone in via Roma Cimitile, studio legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, gioielleria Cierno in via Ciccone a Saviano, antica ferreria De Filippis corso Tommaso Vitale a Nola, Neon Carmi insegni luminosi località Pizzone a Nola, ECAEP Mod di Antonio Lombardi, che cogliamo l'occasione di salutarlo, Sartorie Marinare Modamare, Lulu Parfum in via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviano, e infine il nostro Cantanola Show per i vostri eventi, per i vostri divertimenti con la mitica Titi Labona. Bene, vengo alla sigla. Allora, intanto vogliamo ringraziare anche Antonino Cassese e naturalmente i suoi collaboratori hanno condiviso appunto questa nostra diretta su portale 80035. Vogliamo ringraziare Antonio D'Ascoli. Antonio, grazie, perché insomma sei venuto direttamente a trovarci. Noi avevamo iniziato con un'intervista telefonica tra le prime puntate, adesso siamo arrivati alla quinta, però averti di persona davvero ci ha fatto molto piacere, anche perché abbiamo toccato dei temi davvero molto profondi, molto importanti, e grazie anche alle tue conoscenze, alla tua competenza, siamo riusciti anche a estrapolare un nesso logico e a dire molte verità rispetto a quello che poi spesso viene travisato nella fantasia, o per speculazioni politiche o per altro, o per disinformazione. Quindi oggi siamo riusciti davvero a trovare delle novità, non novità per noi, però la verità qual è? Poi naturalmente saranno i fatti che parleranno. Sì, io ringrazio voi, è sempre un piacere
condividere questa esperienza. Approfitto anche io per salutare Antonio Cassese e il suo team per l'ottimo servizio che rende alla nostra città. Ecco, speriamo che innanzitutto bisogna partire dalle notizie vere e dai fatti e poi poterli poi commentare. L'auspicio è che questa festa ci regali delle emozioni importanti come sempre, ma come dire anche rimuovere delle criticità, perché da troppo tempo abbiamo il desiderio di rivedere una festa che rappresenti la nostra vera tradizione, anche se l'anno scorso, come dire, la parte mattutina, come dire, ci ha sorpreso in maniera positiva, quindi speriamo di avere altre sorprese. Anche il vescovo emerito Beniamino Di Palma aveva fatto la stessa osservazione, tutto presupponeva insomma che ci fosse stato lo stesso. Anche il nostro vescovo nel suo comunicato aveva espletato questa cosa. La mattina insomma era un record, a mezzogiorno tutti i giri in piazza, però poi c'è stato insomma quello che c'è stato. Bene, noi magari ci ritroveremo ancora, ma soprattutto ci ritroveremo, Giorgio, Lello, tra le strade e le piazze della città di Nole, che in questi giorni ovviamente tornano a brillare, e speriamo che non sia solo per il mese di giugno, ma che ci sia una rinascita della città in maniera complessiva, ma questo sta anche a tutti noi. Grazie, alla prossima. Bene, grazie Antonio. Allora ricordiamo che l'ultimo appuntamento è mercoledì prossimo, perché poi dovremo scegliere tutte le canzoni che voi avete votato. Mi raccomando, rimanete anche il vostro recapito telefonico, che cosa importante, perché verranno premiati 3 persone proprio dalla gioielleria E-Caip Moda Mare, quindi vi raccomando. Niente, l'ultima puntata è mercoledì prossimo, ritorneremo di mercoledì, ultima puntata, poi ci sentiremo qualche diretta vicino, qualche giglio, poi sicuramente la domenica della ballata faremo tanta diretta. Ebbene, da Lello De Lucia una cordiale buona serata, ciao, un bacione, a presto. Grazie a tutti della partecipazione, grazie a tutti voi che ci avete scritto e ci avete seguito. Potrete riascoltarla di nuovo su Facebook, appunto, anche oppure su YouTube, l'intervento del presidente della Fondazione Festa dei Gigli, dottor Ruggiero, che ringraziamo ancora, anche da Giorgio Napolitano. Una buona sera a tutti, buonasera e viva Nola, viva San Paolino.